Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Opinioni. Probabilmente questa puntata sarà definita la puntata dell'anno perché, anzi non lo spieghiamo il perché, vi presento subito gli ospiti di questa puntata, non è solo uno, e quindi capirete immediatamente come andranno le cose nel corso di questa puntata. L'avvocato Totò Pennica, buonasera avvocato. Buonasera. E l'avvocato Giuseppe Arnone, buonasera. Già un annetto fa i due si sono incontrati, trattino scontrati, in un dibattito televisivo, ancora se ne parla di quel famoso dibattito. Arnone sostiene, ha sempre sostenuto di apprezzare molto l'avvocato Pennica, anche perché, dice, è uno dei pochi avvocati, se non l'unico, che ama fare i confronti con Giuseppe Arnone. L'avvocato Pennica, dal canto suo, quando io l'ho chiamato per questa trasmissione, non ha esitato un solo istante per dirmi: va bene, dimmi Lelio quando dobbiamo registrare. Parleremo di tutto, abbiamo la giurisprudenza, abbiamo una parte di politica. C'è chi in questa città vuol far entrare in politica anche l'avvocato Pennica perché viene considerato un bocconcino molto molto gustoso. Lui già comincia a tentennare con la testa, è molto scettico, sostiene di andare avanti anche senza la politica. Fino ad oggi lo ha dimostrato ampiamente e pienamente. Però, proprio perché siamo nella nostra città, c'è una cena, avvocato Pennica, della quale stanno parlando un po' tutti, non tanto per la qualità del pesce o della carne, ma le presenze in quel tavolo di una famosa trattoria. C'erano l'avvocato Pennica, c'era l'imprenditore Totò Moncada. Questo può già bastare. Moncada, perché Moncada? Perché Moncada quest'estate ha fatto quello che abbiamo tutti visto, adesso probabilmente avrà fatto un passo indietro, non ci è dato sapere qual è la sua posizione, tutti pensavano ad una sua imminente candidatura a sindaco nelle prossime amministrative, però adesso sembrerebbe, sottolineo sembrerebbe, sparire nel nulla, però attraverso l'avvocato Pennica che qualcuno sostiene potrebbe prendere il suo posto. C'è stata, avvocato, questa cena con Totò Moncada? La premessa mette in evidenza tutta l'arte che lei nel corso di questi anni ha conquistato come giornalista, nel senso che è stato bravissimo ad introdurre temi ritenendomi convocato in questo confronto per parlare di ben altro. Però siccome io non mi sottraggo alle domande, per dovere di onestà risponderò puntualmente. Non c'è stata nessuna cena programmata con Moncada, c'è stata e c'è l'abitudine con la mia famiglia e con la famiglia del mio socio di mangiare, come tutti d'altronde, una pizza il sabato sera e avevamo invitato alcuni amici comuni, perché poi il sabato noi preferiamo staccare la spina dal lavoro, e i nostri amici comuni gravitavano nel mondo della pallacanestro. Quella sera, senza che fosse programmato, con gli amici comuni del mondo della pallacanestro è venuto, lei chiama l'imprenditore Moncada, per me è Totò Moncada, e ci siamo seduti alla vista di tutti in una trattoria, non in un ristorante di quelli della Nouvelle Cuisine, ma in una trattoria alla buona, e abbiamo consumato una pizza. Le posso dire che abbiamo parlato di tutto meno che di politica, sia per ubbidire ad una regola di Galateo, che a tavola non si parla di politica, di religione e di cameriere, sia perché credo che entrambi abbiamo la sensibilità
di percepire che era un argomento che non si doveva trattare, ma abbiamo parlato di ben altre cose. Poi lei fa un passaggio e accomuna me e Moncada. Bisogna in questo senso rendere onore alla storia di Moncada e quindi a chi non è presente. Io e Moncada nella nostra vita ci siamo visti, nella nostra vita ci siamo visti soltanto 3 volte. Una volta del tutto casualmente in un'aula di processo, dove lui è riuscito a dimostrare con la capacità degli avvocati che lo difendevano, ma soprattutto con la propria onestà e con la propria forza, l'estraneità ad un'accusa che proveniva proprio da un'attività info-investigativa fatta su alcuni soggetti che chiedevano delle estorsioni ad Agrigento. Lui è stato assolto con sentenza passata in giudicato. Io non sapevo neanche chi fosse. Invero mi colpì quest'uomo che nella pause di udienza, mentre tutti gli altri si affannavano a chiedere ai propri avvocati codici e postille, lui parlava di pallacanestro e quindi lo conobbi come uno che parlava di pallacanestro. La seconda volta lo vidi qualche giorno prima di quella occasione di incontro che c'è stata a San Leone, all'oratorio, a casa di un comune amico, peraltro una persona carissimo e degno della massima stima. E la terza volta l'ho visto del tutto casualmente in questa trattoria. In queste 3 volte, se vuole rispondo alla sua domanda, abbiamo parlato di una situazione complessiva giudiziaria, anche devo dire di Vigati. Lui apprezzava la mia memoria su determinati argomenti e io apprezzo ed apprezzavo la sua forza e il suo coraggio come imprenditore, come uomo che non ha esitato a esporsi anche pagando un prezzo. Quindi, come vedi, io non mi sottraggo, ma dico le cose come stanno. Perfetto. Non è chiaramente questa una puntata dedicata a Totò Moncada, perché dalle sue parole, insomma, ne è uscito uno spot straordinario, devo dire. Ma non è uno Comunque, spot, no, scusa, voglio dire... io non sono il flautus vocis di nessuno. Soprattutto Moncada ha una peculiarità, cioè la libertà di pensiero, figurati che io possa essere il suo spot o rappresentare qualcuno, ed è una peculiarità alla quale ambisco io, non so se ci riesco. Certamente Moncada è un uomo che, se dovesse essere conseguenziale con ciò che ha iniziato a dire con la propria fondazione, credo che ci siamo tutta una serie di cittadini di buona volontà che guardiamo con interessati attenzione. A questa, ma è normale, viviamo in questa città e siamo tutti interessati al miglioramento della qualità della vita di questa città. Benissimo. Si chiami Moncada o si chiami un altro uomo valente, perfetto. In democrazia ognuno di noi esprime un voto, io ho il voto mio, non possiedo neanche il voto di mia moglie, perché è chiaro che il voto è espressione libera, e poi lo eserciterò al meglio. Vedremo quali saranno gli schieramenti in Quindi campo. non gliela faccio la domanda se Moncada sarà prossimo candidato a sindaco, perché ha detto che non avete parlato di politica. Non lo so, non ci incontriamo, non parliamo. Non avete parlato di politica. Le posso rispondere come cives pleni iuris, cioè come un cittadino che, se dovesse vedere nella scheda elettorale un uomo che ha le caratteristiche di Moncada, peraltro io non sono abituato a personalizzare, ma parlo per categorie generali ed astratti, un uomo della storia personale di Moncada, un uomo che ha messo la propria faccia su determinate questioni che oggi, secondo me, su Agrigento sono di grande attualità, io chiaramente mi rifletterei se dare il mio consenso o meno. Certo è un uomo sotto determinati aspetti inattaccabile, e credo che oggi, in un momento difficilissimo che viviamo, dovrebbe essere salutato positivamente. Poi che si chiami Moncada o che abbia un altro cognome, io sono sempre stiamo abituato... parlando di Moncada, il cognome è quello, Moncada. Ma se dovesse essere Moncada, io saluto positivamente le premesse che lui ha messo in campo, ma non come organico a Moncada, perché sono organico a me stesso, ma certamente come cittadino che può salutare positivamente questo genere di impegno. Non so quanto l'avvocato Arnone, dalla prima all'ultima parola, sia d'accordo
con il discorso appena fatto dall'avvocato Pennica. Ma in parte sono d'accordo, e nell'esprimere la mia valutazione, diciamo, che viene a collidere, cioè che viene a collimare e non a collidere con quella di Totò Pennica, provo a mettere assieme le due ipotesi di candidatura che potrebbe impegnare un'alleanza che ha come perno il segretario del partito di Berlusconi, Angelino Alfano. Io da tempo sono sceso in campo come candidato sindaco della città e quindi sto, diciamo, attento a ciò che si muove, a quello che potrebbe essere il profilo della prossima campagna elettorale. Ed è molto probabile che o Pennica o Moncada siano gli interpreti di un'alleanza politico-sociale che mette assieme le tre persone che ho nominato. Poi vedremo quale sarà il ruolo. Anche se il candidato potrebbe non essere né Pennica né Moncada, un altro soggetto. Ma io ritengo che sia molto probabile che il candidato di Alfano esca da questi due nomi, o Pennica o Moncada. Non vedo per Alfano, diciamo, grandi ulteriori possibilità. Chance. E, diciamo, apprezzo innanzitutto il salto di qualità che abbiamo. E dico una cosa che probabilmente gran parte degli agrigentini, riflettendoci sopra, verranno a condividere. La tragedia della città di Agrigento, storicamente, da che io ne ho memoria, è quella di avere avuto un ceto politico, soprattutto nelle persone che hanno rivestito la carica di sindaco, innanzitutto con l'elezione diretta, un ceto politico che era marginale o fallimentare o inesistente nella propria attività professionale al di fuori della politica e che quindi svolgevano l'attività politica come attività, diciamo, fondamentale della loro esistenza. Non erano persone che si erano rodate, provate, per esempio nel mondo delle professioni o nel mondo della imprenditoria o nel mondo della cultura e avendo riscosso in quel mondo successi, poi provavano a lanciarsi nell'agone della politica. Qui siamo io e Pennica che, senza falsa modestia, rappresentiamo certamente due dei principali nomi del foro agrigentino. Abbiamo ambedue due curricula, diciamo, professionalmente abbastanza corposi ed invidiabili. Volevo dire questo. Voglio completare il ragionamento. Chi ha amministrato questa città, invece, aveva una serie, come dire, di curriculum personali assolutamente modesti, che poi si ripercuotevano nella assoluta modestia delle capacità amministrative. Noi abbiamo avuto fatti di autentica follia. L'onorevole Alfano ha regalato alla città il sindaco Piazza, che veniva dall'essere un modesto impiegato di un ufficio pubblico dove notoriamente non si accede chissà per quali brillantissime capacità. Il sindaco Sodano era un tardo laureato, cioè si era laureato, come si suol dire, da grande, e aveva svolto una modestissima carriera di impiegato, funzionario, all'interno di un ufficio, diciamo, dove storicamente brillano le raccomandazioni, l'INPS. Per cui le capacità che questi soggetti avevano alle loro spalle erano molto limitate. Anche Marco Zambuto
a cui va dato il merito di aver fatto sforzi enormi, è frutto di una scelta che io all'epoca, con molta franchezza, nel circuito degli intimi, definivo assolutamente di odio per la città di Agrigento, maturata da un uomo che odia gli agrigentini, che risponde al nome di Angelo Capodicasa. Solo chi odia gli agrigentini può pensare che Marco Zambuto, che nel 93 era un giovane che in vita sua aveva solo fatto politica e che non aveva un'attività lavorativa, che non aveva alle spalle alcuna giustificazione per essere lanciato come sindaco della città di Agrigento, potesse essere messo in campo per fare il sindaco quando la città richiedeva un cambiamento. Questo è merito della genialità di Capodicasa, avere preso un ragazzo in quel momento senza né arte né parte e averlo lanciato nell'agone della politica, con i danni che tutto questo ha comportato. Io do un giudizio di Marco Zambuto largamente positivo per lo sforzo che ha compiuto per una serie di anni, quando è riuscito a mettere, diciamo, in secondo piano la esigenza di costruirsi un futuro. Poi questa esigenza di costruirsi un futuro, che si manifesta nei continui attacchi ad Alfano, nell'asse piglia con Alfano, nell'asse piglia con Casini, nelle lettere di critica ad Alfano, nelle lettere di amore ad Alfano, cioè tutto questo continuo cortocircuito. Poi è venuta in primo piano l'esigenza di garantirsi un futuro, visto che questo futuro di suo non l'aveva, con diciamo, tutto quello che ha comportato in termini di mala amministrazione, di abbandono della città a se stessa e di andare a pescare nei meandri della vecchia politica cui abbiamo assistito nell'ultimo anno. Io ovviamente sono disponibilissimo a un confronto con Zambuto, sia per il periodo in cui io riconosco meriti, sia per questo ultimo periodo in cui non posso fare a meno che riconoscergli ampi demeriti. E dico un'ultima cosa, anche il demerito da ultimo di avere impugnato in modo assolutamente ridicolo la storica bandiera dell'anti-arnonismo, cavalcando la linea del depuratore del villaggio Peruzzo, appunto coprendosi di ridicolo e raccontando ai giornalisti e alla città l'esatto opposto di quello che dicevano i documenti portati alla conferenza dei servizi. Alla conferenza dei servizi. E mi perdoni, è con una scorrettezza giornalistica gravissima. Io vorrei che i giornalisti agrigentini aveste un po' di attributi. A Zambuto andava detto: ragazzo mio, in conferenza stampa, tu la conferenza stampa la fai dandoci prima le carte della conferenza dei servizi, i documenti che hanno portato gli organi palermitani, e poi ti facciamo le domande. Non la buffonata di avere distribuito ai giornalisti le dichiarazioni di Zambuto in conferenza dei servizi, l'ultima pagina, e di avere nascosto i verbali che sono usciti solo dopo che Giuseppe Arnone per un paio di giorni ha battuto il pugno sul tavolo, come Giuseppe Arnone sa fare in taluni casi. Pennica, perché secondo Arnone ha raccontato queste bugie ai telespettatori? Lui è stato chiaro, Pennica o Moncada? Guardi, io dissento dal metodo Arnone e dissento ponendo una domanda al dibattito, perché il confronto, secondo me, deve essere finalizzato a rimarcare le proprie idee. Ma è possibile che nell'anno 2011 in questa città possa esserci una parte di società, che io non chiamo civile, perché io non faccio la differenza tra una società civile ed una incivile, ma una parte di società che dovendo la mattina svegliarsi e vivere ad Agrigento, fruire dei servizi di Agrigento, che ha difficoltà a trovare un parcheggio, quindi che ha affrontare una giornata difficile, che ha difficoltà a interfacciarsi con i servizi, possa porsi la domanda e dire: ma cosa posso fare per tentare di migliorare un minimo la qualità della polis? Cioè, è possibile uscire da questi schematismi che poi Arnone introduce, di schemi politici che dovrebbero essere poi verificati? Io non vedo Alfano dal funerale di mio padre, 1991.
Credo che l'ultimo contatto ideale l'ho avuto con lui in libreria ieri, trovandomi per ragioni di lavoro a Cosenza. Ho comprato il libro La mafia uccide di estate, dovevo trovare il tempo di leggerlo. Però io non rinuncio a poter ragionare da cittadino libero e a poter dire: se posso fare qualcosa per questa città, vediamo con chi la si può fare, però partendo ed invertendo il ragionamento. Io ora qua voglio introdurre una nota fortemente critica nei confronti di Arnone. Io facevo un ragionamento che è questo. Arnone nella sua risposta ha già citato 4-5 persone così che fanno politica, ma io mi permetto di dire che io ricordi Arnone fa il consigliere comunale dal 1990 e Zambuto fa il consigliere comunale dal 1991. 93. Ti chiedo scusa, ma entrambi in un momento in cui si parla di politica, mi permetto di chiedere, rappresentano la nuova o la vecchia politica? Sono stati dentro le istituzioni di questa città ed Arnone ha avuto anche ruoli di responsabilità, perché è innegabile che ci sono stati dei passaggi in cui una volta con l'uno di quelli che ha citati, una volta con l'altro di quelli che recentemente critica, per forma mentis io non faccio mai nomi e cognomi ma ragiono su categorie, ha svolto anche un ruolo di amministrazione attiva, ha avuto una presenza dentro l'amministrazione credo che fosse quella di Zambuto, poi adesso non è che seguo con grande attenzione. Mi scusi, ma Arnone è stato chiamato a dare un contributo, il risultato è che si vive in una città dove oggettivamente da un lato si è stanchi di vedere sempre le stesse facce ed Arnone appartiene a queste, perché lui dal 91 è presente nell'amministrazione di questa città e dall'altro ci siamo una serie di cittadini liberi che non hanno la mattina l'esigenza di chiamare il deputato di riferimento per sapere che cosa devono fare nei propri luoghi di lavoro, che vivono la città ma che hanno un'ambizione, poter andare a trovare le scuole dove ci sono le passerelle e la carrozzella sale, poter avere una qualità dei servizi migliore, che si domandano perché in tutte le altre parti d'Italia questo non è possibile e ad Agrigento dobbiamo ancora stare imbrigliati dentro meccanismi politici che, l'ultimo governo lo testimonia, hanno fatto, secondo me, hanno segnato il tempo. Certo, mi rendo conto, perché io così come non personalizzo con gli altri, non personalizzo con Arnone, che non è un problema di persone, è un problema oggettivamente di una situazione difficile, però questa situazione difficile ad Agrigento è diventata drammatica perché abbiamo il livello pro capite di reddito tra i più bassi d'Italia e abbiamo una situazione per certi versi invivibile. Allora io credo che forse ad Arnone bisognerebbe chiedere con garbo anche di fare 2 o 3 passi indietro e di prendere atto di ciò che la democrazia nel corso di questi anni ha segnato. Lui per esempio parla di Angelo Capodicasa, io nella mia vita l'ho visto solo una volta, però è innegabile che è un uomo che ad ogni elezione, quindi ad ogni controllo democratico, è stato eletto. Allora non lo si può criticare, è un rappresentante del Paese, del popolo italiano, e lì, altro elemento di dissenso con Arnone, l'avversario politico eventualmente lo si combatte attraverso il sistema democratico della politica, non attraverso gli attacchi di natura personale, che peraltro nella fattispecie di Angelo Capodicasa sono infondati, perché siccome io ho accettato l'invito del bravissimo giornalista che era quello di parlare del romanzo criminale e non di politica, le dico che l'attacco, il passaggio di Arnone su Capodicasa non solo è infondato, ma per certi versi tradisce una storia che è quella del vecchio Partito Comunista, che oggettivamente su quel passaggio, mi riferisco quando Arnone parla di una critica su una assunzione di una donna che svolgeva all'interno del gabinetto di Capodicasa determinate funzioni, lì il vecchio Partito Comunista sulla specifica di questo nome citato fece un'indagine, ma un'indagine col monolitismo del vecchio Partito Comunista che addirittura era più rigoroso delle procure e sancì che oggettivamente non c'è nessun fatto reato. Allora ad Arnone direi, ma forse non è il caso che anche lui, che dal 90 in questa città
è consigliere comunale, sottoponendosi al controllo democratico, anzi ultimamente è stato uno dei più votati, non dica o non possa dire a se stesso: anche io faccio parte di quel ceto politico vecchio, obsoleto, che ragiona ancora con queste categorie, e poter anche salutare uomini che oggettivamente la mattina si alzano e prima hanno una libertà economica e vanno a lavorare e poi si interessano della polis. Io credo che Arnone vada inserito tra i mestieranti della politica. Una premessa, vi prego, se nelle risposte, visto e considerato la piega che sta prendendo questa trasmissione, un po' più brevi, altrimenti non riusciamo alla... Io volevo mantenermi ligio ad un principio, non essendo aduso a frequentare i salotti televisivi, al contrario di Arnone, che era quello di non interrompere. Però se lei lo autorizza possiamo anche dialogare, diciamo, elevando il contraddicere, se lei lo autorizza. Ci mancherebbe. Ma io non voglio interrompere, no, ma no. io sono un neofita, quindi Perfetto. insomma... Volevo dire una cosa. Arnone, io forse voglio mettere anche un po' di benzina. Praticamente Pennica l'ha dispensata, braccia e baci, tu appartieni al vecchio, muoviti a casa e facciamo mangiare il nuovo. Allora, prima un ricordo personale che riguarda proprio uno studio televisivo. Io non divenni sindaco, e Pennica lo può ricordare, perché non accettai la proposta che l'onorevole Mannino mi avanzò personalmente attraverso Pennica, credo fosse l'ultimo venerdì prima del ballottaggio, di chiamare l'onorevole Mannino per chiedergli l'impegno elettorale a mio favore. Il ballottaggio si svolgeva il 20 giugno, questo episodio avvenne il venerdì precedente, quindi la sera del 18. Io ero presso gli studi di Prima Rete con Walter Veltroni per la chiusura della mia campagna elettorale. Venne Totò Pennica, che all'epoca era un influentissimo e consideratissimo collaboratore dell'ex ministro Calogero Mannino, e mi svolse un ragionamento assolutamente corretto. Mi disse: Mannino è un politico acuto, vuole essere nella partita del nuovo, ad Agrigento tu rappresenti il nuovo, la simpatia di Mannino va verso il nuovo che tu rappresenti, una parte dell'area Mannino si è determinata a votare per te, soprattutto i giovani, con in testa Giovanni Di Maida all'epoca, e credo che anche Pennica mi abbia votato. Però ovviamente il grosso dell'area Mannino non è fatta da giovani. Il grosso dell'area Mannino ha una consuetudine con Calogero Sodano, e Calogero Sodano ha avuto facile gioco a raccoglierli, e voteranno per Sodano, a meno che Mannino non li chiami e dica: l'ordine di scuderia è votare per il nuovo, chi vuole ragionare con me Calogero Mannino abbandoni Sodano e voti per Arnone. Mannino però, per impegnarsi politicamente, secondo le regole della politica corretta, chiedeva che io lo chiamassi e gli dicessi: va bene, d'accordo. Mannino voleva ottenere solo una cosa da me: poter il 21 giugno dire: anch'io ho contribuito, richiesto, all'elezione di Arnone a sindaco di Agrigento. Io ho ritenuto, rispetto a Mannino, di mantenermi le mani libere. Scrissi il numero di telefono che Pennica mi diede di casa di Mannino, era una casa di Palermo, cominciava con lo 091, lo ricordo ancora, sul retro del blocchetto degli assegni che spesso utilizzo come carte per appunti, e poi non utilizzai quel numero di telefono. Le elezioni andarono come andarono. Se avessi fatto quella telefonata sarebbero andate certamente in modo diverso. Allora, questo è il mio profilo politico. E, come dire, sarò vecchio, con i miei 51 anni e la mia costante pratica sportiva col calcetto domenicale,
Però ritengo di rappresentare per gli agrigentini una freschezza notevole. Io ho una responsabilità nei confronti degli agrigentini che è enorme. Quando l'elettorato, con il vecchio sistema elettorale che adesso non c'è più, la grande riforma fatta da Lombardo e da Cracolici 4 mesi fa, col vecchio sistema elettorale del 2008, 2 agrigentini su 10 entrarono al primo turno nel seggio elettorale per votare Arnone quale presidente della provincia, dandomi il 20% in una elezione difficilissima, mentre al candidato ufficiale del Partito Democratico, con tanto di simbolo, con tanto di bandiere, con tanto di finanziamenti dei parlamentari, con tanto di liste a sostegno, io non avevo liste, diedero agli elettori agrigentini soltanto il 15%. Mi perdoni se la interrompo, Arnone. No, perché c'è un passaggio importante. Pennica sostiene Arnone non può essere il nuovo, dal 93 ad ogni elezione è il nuovo. Cioè, io credo che le attenzioni Arnone di Pennica adesso è il nuovo. Cioè, indipendentemente se Arnone nel 2012 prenderà 100.000 voti, ma non rappresenterà il nuovo. Agrigentini è il nuovo che vuole andare a governare, cioè le nuove idee. Ma quanto dura questo nuovo, Arnone? Fino a quando tu non vieni rodato e valutato dagli elettori nelle capacità di quello che proponi, per gli elettori rimane una cosa nuova. È come dire, io avrei voluto la Ferrari, anche quella immatricolata nel 1993, non l'ho mai avuta e l'ho sempre ammirata messa lì. Per me guidare la Ferrari è una novità, è una cosa nuova, se qualcuno mi permette finalmente di metterle in moto. Ma andiamo a capo di casa, perché io non intendo risparmiare niente delle affermazioni dette da Pennica, non intendo brevemente, per favore, brevemente, perché allora, è un problema vostro, sì, non mio. Perfetto. Noi poi all'orario Capo dobbiamo di casa è un uomo politico la cui storia sta tutta dentro i vecchi costumi delle collusioni morali con i peggiori ambienti. Pennica faceva solo un riferimento, lo faceva Stella Capizzi, la moglie di Fontana, e lo diceva dicendo cose per cui è stato molto male informato. Su Fontana sono rimaste ombre gravissime, poi fu condannato e arrestato alla fine, ma rimasero per tutto il tempo ombre gravissime. Addirittura fu indagato per essere coinvolto nella vicenda della pista interna nell'omicidio La Torre. E capo di casa, lì tu ti spingi a fare delle affermazioni senza un contraddittorio, soprattutto sei di tu chi che hai conosce. tirato Stella Capizzi. Ma no, sei tu che lo scrivi nel libro Romanzo Criminale, che secondo me tu offri uno spaccato che oggettivamente fa torto alla storia dell'allora Partito Comunista, partito al quale tu sei stato iscritto. E conosco le cose. Sei stato iscritto. Conoscendo le cose dall'interno, conoscendo il ruolo di Stella Capizzi. Lo hai, e fai un torto a capo di casa quando dici che lui ha responsabilità, anzi usi l'espressione un po' pesante, collusioni morali. Io parto da un ragionamento diverso. Fammi finire però di dire quello che intende. Sì, no, la risposta. ma Poi per carità, rispondi, però scusa. tu devi prendere atto che capo di casa è un uomo che allorquando si presenta in un sistema democratico riceve il consenso. Aspetta, ma intendiamoci sul concetto di democrazia. Riceve, ma è lì il motivo di dissenso forte con te. Tu non puoi, se mi posso permettere, indicare in capo di casa Crisafulli, Lima, soggetti che io non conosco. Capo di casa sì, per averlo visto, ripeto, una volta. Ma guarda, quando Lima venne ucciso nel 1991, credo, 92, una cosa di questo genere, io nella mia vita non l'ho mai visto. So chi era perché sono uno che comunque si interessa alla storia dei partiti. Sai la storia di Palermo, Lima, Giangimino, Gioia, il sacco di Palermo? Io so anche la storia politica di questo paese e so anche la tua storia, che allorquando hai fatto oggetto di accuse determinati soggetti, poi sentenze dei tribunali d'Italia li hanno completamente scagionati. Quali, per esempio? Ma guarda, se tu mi porti sul piano del confronto concreto, io ti posso dire che possiamo parlare di chiunque, però
di Sodano. Io ho una abitudine di non personalizzare, ma non vi è dubbio. Non mi puoi dire tu ma non accusi vi è le persone certo. e i tribunali le assolvono e tu spari balle e poi Scusami un dimmi attimo, di chi parli e tu non me lo dici. visto che siamo su Agrigento Sì. e visto che il cittadino comunque su Agrigento ha anche un interesse, ma non revoca dubbio che tu hai fatto una battaglia nei confronti dei componenti della Giunta delle Somme Urgenze e poi questi componenti della Giunta delle Somme Urgenze hanno pagato sul piano della libertà personale un prezzo, da lì è iniziata la tua azione giudiziaria su questa città. Dimmi oggettivamente quante di quelle accuse hanno retto al vaglio della Corte di Cassazione e quante nel frattempo si sono sgretolate. Allora, l'ultima in ordine di tempo, guarda, una causa che io non ho seguito, non sono stato mai difensore, ma tu hai fatto una battaglia personale nei confronti di 2 ingegneri del depuratore, ma in Corte di Appello sono stati assolti. Lo so perché mi trovavo lì, non è che lo so perché avevo altre cause. Ci possiamo fermare? E tu, scusami, non tieni in considerazione che questi dati oggettivi debbano essere valorizzati. Però ti devi fermare perché devo rispondere caso per caso. Figurati. Però dico, io non vorrei, se mi è consentito, parlare delle persone, io vorrei parlare di concetti molto più ampi. Quando tu parli della storia di persone, non ci sono concetti più ampi, c'è la vicenda delle somme urgenze. L'hai toccata e io ora rispondo. Per la vicenda delle somme urgenze, l'unico ingegnere che ha firmato le carte e non è morto, cioè è arrivato a sentenza, si è preso in 2 processi confermati in Cassazione la bellezza di 3 anni e mezzo di galera. Sì, ma in galera ci sono finiti anche altre 10 persone. Certo, allora. io non è che emetto gli ordini di cattura, io mi limito a dire, signori della Procura, si è abusato dello strumento delle somme urgenze e sono certo perché sono andato a verificarlo con i miei occhi, che una serie di lavori sono stati pagati ad imprese di famiglie di Cosa Nostra, storicamente di Cosa Nostra, senza che i lavori si fossero svolti. La vicenda De Pitruzzella e del cimitero ha il vaglio della Corte di Cassazione, che ha detto che quell'ingegnere ha firmato carte di lavori inesistenti, mai svolti. Ma non c'è solo questo, poi ci fu la giustizia di Pinocchio, perché non si è mai visto nel rito accusatorio che il principale accusatore, quello che denunzia, non viene sentito a processo per confermare quello che ha visto. Ci sono cose in quella vicenda che comunque per me si è conclusa con la conferma in Cassazione. Gli amministratori, con una visione garantista, sono stati presi in giro dall'ingegnere. Sì, ma la sentenza è una. Come è finito questo progetto? No, il dato è un altro, che nonostante questi 10 anni, 12 anni di denunce, Arnone non, ed è lì il motivo secondo me di profonda distanza e distinzione tra la mia formazione e la sua. Lui è un soggetto politico, non ha vinto un concorso all'interno della magistratura, non è un pubblico ministero, né è un soggetto che si occupa di polizia giudiziaria. Allora io dico, ma è attuale, è nuovo il sistema attraverso il quale la sua denuncia tenta di scalfire un sistema politico che lo vede costantemente dal 91 proporsi agli elettori nella carica di sindaco e i cittadini prendono le loro decisioni che per quanto non stanno bene ad Arnone sono frutto di democrazia. Ecco perché dico che Arnone è il vecchio, perché attraverso un sistema che secondo me è desueto e che ha fatto danni in Italia, perché è stato utilizzato in maniera impropria, perché se dobbiamo confrontiamoci sull'uso della giustizia di determinate procure in Italia per demonizzare l'avversario politico, che è lontano dalla mia formazione, perché per me il politico deve, nel contraddittorio delle proprie idee, vincere sull'avversario. Io dico che Arnone è vecchio nel momento in cui qui, da un quarto d'ora, da 20 minuti, mi propone fatti, triti e ritriti del 91, tuttavia l'obiettivo non lo ha ancora raggiunto. Totò, e gli do un consiglio, continua così, probabilmente non sarà eletto sindaco neanche la prossima volta. Quello che tu dici potrebbe avere un effetto su chi ci ascolta se parlassi da solo. Il telespettatore agrigentino
grazie anche a Teleacras, che organizza i contraddittori, che fa parlare tutti, che ti dà uno spazio oggettivamente macroscopico, perfetto, ma questo lo diciamo a vantaggio anche della democrazia giornalistica. Lo dà anche agli altri che vogliono replicare e vogliono confrontarsi, questo spazio. Il problema è che la gente non ama la democrazia e predilige i monologhi, predilige parlare da solo senza contraddittorio, senza confronto. Teleacras ha questo grande merito che favorisce il contraddittorio ed il confronto. Io ho ottenuto fior di risarcimenti dei danni per fior di trasmissioni contro di me fatte dagli studi di Teleacras, anche in epoca recente, perché ha fatto parlare tutti. E gli editori di Teleacras, consentimi. Ma questo cosa c'entra con la politica? Allora, tu a Teleacras è notorio che hai, diciamo, una presenza che è frutto di una linea editoriale rispettabilissima. Ma per carità, ma cosa c'entra con la politica? Ma al povero cittadino che domani mattina ha il problema ad Agrigento della qualità della vita, cosa può interessare? Il povero cittadino che ha il problema della qualità della vita si rivolge ad Arnone per avere messi i cessi alla posta centrale dove gli anziani fanno le file e la vestita scotta. Ed io lì voglio scoprire il nome. È 12 anni che ti occupi di cessi, ma è 12 anni che i cessi non ci sono. Totò, fermati. Il cittadino chiede ad Arnone l'intervento su via Piersanti Mattarella, dove vi sono perdite idriche, dove la gente rimane senza acqua e dove lo stato del manto stradale è semplicemente pessimo. Il cittadino chiede ad Arnone l'intervento su via Serra Ferlicchio, dove appena piove... Sì, ma il cittadino è 12 anni che utilizza il voto, il cittadino è 12 anni che non ti elegge sindaco. Parti da questo presupposto. Rischi di fare cattiva figura. Ma non io non ti negli ultimi delle buone o delle cattive per figure, la banale parliamo ragione, di politica. Totò, che io ti replico e dimostro che dici cose non vere. Io negli ultimi 14 anni mi sto candidando a sindaco adesso, negli ultimi 14 anni. E adesso vedremo... Come, ti sei candidato a sindaco? Quando? Come, non ti sei candidato a negli sindaco? Negli ultimi 14 anni quando? Almeno che ricordi io, 1 o 2 volte. Negli anni 90, 93-97, negli ultimi 14 anni tu hai parlato di 12 quando anni. fai politica? E io posso farti una domanda prescindendo dai personalismi che tu citi, perché poi sono cose che a me non appassionano. Vorrei riportare il dibattito, utilizzando anche il tuo acume che è noto ai più, su concetti di carattere proprio pregnante dal punto... Ora, tu in un sistema democratico la vuoi tenere in considerazione nella democrazia il consenso della maggioranza? Tu critichi una serie di persone che godono del consenso in una democrazia rappresentativa dell'elettore. Perché utilizzi, la domanda che ti faccio e poi ti lascio tutto lo spazio perché ne hai la esigenza, perché utilizzi il sistema della demonizzazione anche attraverso la denuncia penale? Ultimamente, per esempio, ti ho visto con dei manifesti che hai in tutta la città pubblicizzato per arrivare ad un risultato che attraverso l'uso corretto della politica potresti avere. Ci sono momenti nei quali, secondo me, un uomo politico intelligente, e certamente tu lo sei, deve capire che ha fatto il proprio tempo, che deve guardarsi intorno ed a volte fermarsi su un determinato metodo potrebbe consentire di ripartire meglio in avanti, ma questo metodo è un metodo dal quale io, visto che comunque poi siamo stati convocati per parlare di romanzo criminale, non condivido, come la pubblicazione di questo libro. Vuoi che la inserisco provocatoriamente? Questo libro è un campionario di illegalità e poi lo dirò, se mi sarà consentito, da un punto di vista tecnico. Io dissento da questo modo di procedere. Arnone non è il campione della legalità. Arnone è un abile, secondo me, organizzatore di informazioni rispetto alle quali lui poi è lo strumento, non so fino a che punto consapevole o inconsapevole,
per raggiungere risultati che sono dentro la politica, ma che lui raggiunge fuori dalla politica con il metodo della denuncia, che secondo me dal punto di vista del consenso è fallimentare. Ecco perché dico che Arnone è il vecchio. Fermi un attimino, mi devo fermare un attimino perché sostanzialmente, e questo lo riprendiamo subito dopo nella seconda parte, è il metodo che deve cambiare, sostiene Pennica, o in seconda battuta, forse in prima, secondo Pennica, Arnone, essendo il vecchio, se ne deve andare a casa. Per quanto riguarda, lo apro io, un inciso, lo chiudo immediatamente, si parlava di sommorgenze. Loro non l'hanno detto, però voglio ricordarlo io. Certamente all'epoca dei fatti anche le procure erano diverse. Ci vediamo tra Che pochissimo. significa? Riprendiamolo dopo perché non l'ho capito. Certo che lo riprendiamo, Grazie. ci vediamo tra poco. E alla seconda parte di opinioni vi ricordo che gli ospiti sono due avvocati, Totò Pennica e Giuseppe Arnone. Vorrei immediatamente mettere i piedi nel piatto. Totò ha parlato da ultimo, ha toccato una serie di argomenti che meritano certamente una puntualizzazione. Allora, io prendo atto che Totò è in piena campagna elettorale, o in prima persona, o nella qualità di grande collaboratore di Totò Moncada. Guarda che io Chiunque sono collaboratore del mio studio. Perfetto. Ti prego, ho una storia di libertà perfetto. personale, Sì, non collaboro con nessuno. Poi questo non mi può impedire di votare. No, ma come dire, Quindi non chiunque è che- segue questa trasmissione comprende il ruolo che ti sei ritagliato di teorico del mettere Arnone in archivio. No, Ma io è sono venuto a legittimo. fare un confronto con te. Perfetto. Perché io in questa televisione nella mia vita sono venuto 2 volte. Vedi la differenza sostanziale qual è? Però, tu vieni Totò, qui per contratto e mi parli devi- per contratto, Totò, io vengo qui perché io non invitato. vengo qui per contratto. No, tu e vieni qui per contratto, No, lo sai. Totò, io sono presente con i miei spazi autogestiti. Frutto di natura di una economica. frutto Totò, di un contratto con di la natura linea economica. editoriale di questa Totò, quando mi farai televisione parlare, che io è che ha costituito anche oggetto di produzioni documentali nell'ambito di processi in cui sei imputato. Perché non ci confrontiamo su questo? Totò, però hai toccato una serie di argomenti e ora mi devi fare rispondere. Ma è bello. Totò, noi possiamo fare anche un'altra trasmissione se i tempi che ci Possiamo dà fare altre 3. Lelio Castaldo non sono Possiamo sufficienti. fare anche una prima parte e una seconda Però parte, l'unica ma già cosa- siamo molto fuori tempo oggi. Lelio, l'unica cosa che noi non possiamo fare, per rispetto degli agrigentini innanzitutto, è che Totò lancia una serie di argomenti di notevole interesse e non mi consente di replicare lanciandone di nuovi. Allora, rispondiamo alle cose che ha detto Totò. E mi tocca immediatamente partire dal fatto che io eserciterei una critica molto pesante nei confronti di persone che sono state beneficiate dal consenso elettorale. Ma la democrazia è questo. Tu sei beneficiato dal consenso elettorale, poi vediamo come ottieni il consenso elettorale e io in democrazia espongo le mie idee che possono essere anche fortemente critiche, sia su quello che tu fai, sia su come ottieni il consenso elettorale. Lima otteneva il consenso elettorale, a montagne ne otteneva. Il vecchio Partito Comunista, di Pio La Torre in primo luogo, criticava in modo asperrimo il modo con cui Lima otteneva il consenso elettorale. Sì, però allora mi scusi, ci sono candidati che hanno il consenso elettorale senza Lima. Non è che adesso tutti i voti sono... Perfetto, cioè, voglio ma dire, stiamo dicendo, parliamo di quelli. Parliamo di quelli. Io ho criticato fortissimamente Sodano nei miei libri, nei miei spazi televisivi. E l'ultima critica che fa in questo romanzo criminale Perdonami, ora ci oggettivamente è arriviamo. ingiusta. Ora ci è ingiusta arriviamo. sul piano storico. Tu lo è dici ingiusta. questo, ora no, ci arriviamo. se vuoi confrontiamoci su questo e te lo Però, dimostro Totò, che è ingiusta. mi dimostrerei tutto quello che vuoi, io sono disponibile a confrontarmi con te per 12 giorni, ma il diritto dei cittadini è che tu lanci un argomento e io rispondo sull'argomento, non che tu lanci un argomento, io vado per rispondere sull'argomento e tu ne lanci un altro ancora prima che io risponda su quello di prima. Gli agrigentini vogliono sapere ciò che io ho da dire sul mettermi da parte mestierante della politica, sulle vicende ancora ci sei ritornato del 1991, quindi
ti pregherei per qualche minuto non interrompermi. Allora, Ma dicevo, proprio per qualche minuto. per qualche minuto, però se vengo interrotto la gente non sa, non apprende e si fa una brutta idea, perché dice Lelio Castaldo non sa moderare e Pennica teme le repliche di Arnone e non lo fa parlare. Questa è l'idea. Pennica, non ci prendiamo queste ingiuste accuse, facciamolo parlare. Dicevo, Prego. le vicende che riguardano anche il Partito Democratico, il PD e il PDS. Pennica una serie di cose non le sa. Non sa, ad esempio, che infatti non il sono mai segretario... stato iscritto al Partito Perfetto, Comunista. però non ti lo sei so, permesso di lanciarti in alcune affermazioni monolitiche del tutto sbagliate Che ho e letto gratuite. qui, che tu hai pubblicato. Quello che ho pubblicato lì è assolutamente vero. Capodicasa ha secondo avuto... il tuo punto di vista. Ora ne parliamo, Accetta Pennica, ora ne anche parliamo, che c'è qualcuno che dica che non è vero. Facciamolo finire, ora ne parliamo. Che è un punto di Se no vista. non finiamo più. Tu mi dici che è un punto di vista. Il fatto invece che è circostanza assolutamente provata. Stella Capizzi, te la sto dicendo, Sì. è la moglie di Nino Fontana. Nino Fontana, che poi fu arrestato e condannato, ne combinava talmente di cotte e di crude che Gianfranco Zanna, segretario del partito a Palermo, riempì di manifesti in Bagheria dicendo non votate Fontana, è fuori dal partito. Capodicasa continuava a tenere accanto a sé come sua ombra e braccio destro la moglie Stella Capizzi, con un risultato di creare un enorme cortocircuito, perché Capodicasa all'epoca era segretario regionale. La gente a chi doveva dare conto? A Gianfranco Zanna, segretario provinciale, che metteva fortemente in dubbio e in crisi il ruolo che quel gruppo di potere di Fontana aveva, e la moglie Stella Capizzi era socia di Simone Castello, socia in affari del marito, quindi una persona al di sotto. Posso chiederti una cosa, solo fammi finire, su questo Chiedi, argomento, sì. una cosa. A meno che io non abbia spulciato qualche carta falsa, però, siccome io credo che l'accusa che tu hai mosso ad Angelo Capodicasa, così come quella che hai mosso a Sodano in questo libro, così come quella che hai mosso ad altri, sia talmente ingiusta al pari di quelle accuse che qualche detrattore ti muove in ordine alle conversazioni tra alcuni mafiosi in cui si dice ma a Arnone si ci può arrivare, ecco qual è la differenza del metodo. Io li pongo sullo stesso piano della bilancia. No, sono su piani no, diversi, aspetta. Però devi farmi concludere. Scusami, io ti faccio una domanda. Siccome io ho visto una vecchia indagine del Partito Comunista, quando il Partito Comunista, per essere chiaro, faceva le indagini al pari di quelle che faceva la Procura, cioè parallelamente, su questo Fontana, un'indagine che lo poneva per i fatti che tu sostanzialmente poi utilizzi nel libro, Totò, te la al di sopra di, scusa, al di sopra di ogni sospetto. Stiamo parlando di Posso buffonate, chiederti una Totò. cosa? Scusami, io non parlo di buffonate, No, Totò, ne io parlo mi io. limito a leggere. Qual è il collegamento tra Capizzi e Capodicasa? Io che leggo arrivo ad una conclusione: tu non puoi scalfire Capodicasa dal punto di vista politico e lo attacchi con argomenti che possono avere presa al lettore disattento, ma al lettore attento sono profonde ingiustizie, come l'accusa a Sodano. Io notoriamente mi puoi dare Totò, atto che non sono amico di Sodano. poi parliamo Tu di hai Sodano. fai una serie di accuse senza contraddittorio, che oggettivamente Sodano vuole il contraddittorio, meriterebbero venga. censura. Questo libro, un consiglio dell'ordine, dovrebbe oggettivamente censurarlo, perché ripeto, se poi mi sarà data la possibilità, io vi spiego tecnicamente Totò, perché faremo una seconda è un puntata, campionario però di illegalità. Non puoi mettere assieme 50 argomenti critici e non darmi il tempo di rispondere. Allora, caro Totò, mi stai aiutando, se mi consente di parlare, a ricostruire storie che ai cittadini interessano molto. Il Partito Comunista visse una fase di enorme sofferenza sulla questione morale già negli anni 80. Ma non esiste più. Fermati Totò, Non esiste fermati, più. perché sennò Ma non esiste più. Totò, mi consenti, mi hai detto, hai letto una grande indagine. Conosco queste cose, sono le buffonate, le grandi Ma buffonate. le buffonate di quel Totò, mi partito fai finire? a cui tu eri iscritto. Infatti, io ero all'epoca
uno di quelli che si batteva per il rinnovamento, che si scondava con Michelangelo Russo. Ma anche oggi che ti si batti scondava per il sì, rinnovamento. certo. Anche oggi ti batti. Non ti siamo Scusami, arrivati. oggi pomeriggio tu ti batti per il rinnovamento. Totò, stai col mettendo, poster tu non Russi. vuoi che io ti risponda e metti un altro argomento ancora. No, io non vuoi, ma è così, ma qual è mi fai l'interesse rispondere? che io non ho che tu mi Totò, risponda? hai parlato dell'indagine su Fontana e Capizzi. Allora, all'interno del Partito Comunista, La Torre fu inviato da Berlinguer per rimettere ordine in un partito nel quale vi erano fenomeni politici come quelli di Michelangelo Russo e come quelli degenerativi di Fontana, Simone Castello, le vicende delle cooperative agrumicole di Bagheria, su cui poi fece chiarezza la magistratura. Pio La Torre viene ucciso da Totorrina nell'ambito di un ragionamento che non tocca. Ma siamo fermati, Totò. alla preistoria della non siamo politica. alla preistoria, Totò. Tu sei il paleolitico della politica. Totò, tu hai tirato fuori l'indagine su Fontana che viene fatta dopo la morte di La Torre. Ma questo cosa può Ma l'hai tirata fuori tu, Ma lo hai Totò. scritto tu. E io ti dico Totò. che tutto quello che hai scritto mesta, secondo me, ha un leitmotiv. Il leitmotiv è Castaldo, qual vuole è? Io moderare? politicamente non raggiungo l'obiettivo, tiro fuori alcune situazioni che non hanno un rilievo penale, perché se avessero un rilievo penale Capodicasa sarebbe sotto processo, Sodano sarebbe sotto processo ed altri che citi Sodano sarebbero conta condanne per le e alla cose, collezione. per le cose che scrivi, per le cose che Deve scrivi, perché ringraziare Berlusconi, Sodano, e li le demonizzo prescrizioni brevi per politicamente. essere E allora io libero, ti Totò. dico, questa è una cultura oggettivamente da mandare in archivio, Totò, in pensione. la Questa è la gente- mia opinione. Totò, Posso noi farti una abbiamo- domanda? Totò, hai detto 50.000 No, solo una cose. domanda. Sì. Ma come hai fatto? Questo veramente mi incuriosisce da morire. Perché io a volte mi trovo, illustre moderatore, in una difficoltà. Faccio dei processi in cui c'è Tizio accusato da Digati di omicidio. Una cosa terribile, perché comunque si rischia l'ergastolo. E mi ritrovo i verbali con 2 righe e le altre 4 pagine con la scritta omissis. Ciò significa che per l'esplicazione del diritto di difesa io non conosco il contenuto di tutte le dichiarazioni di Digati. Ma come hai fatto ad avere i verbali per intero di Digati che non possiedono né gli avvocati, né i carabinieri, né la polizia, né per certi versi la procura? Fermo. Come ha fatto Arnone? Questo è, come dire, un segreto, segreto professionale. Per tranquillizzare Totò, però dico che lui si ferma a talune fasi del verbale. I verbali che io ho pubblicato erano tutti depositati in vari dibattimenti. Non tutti, Totò, non i verbali tutti, che non io- tutti. ti Abbi l'onestà tranquillizzo, intellettuale che la maggior parte dei cittadini Totò, ti riconoscono, almeno quelli che ti votano, non tutti. Totò. Ed è lì il nervo scoperto, Totò. perché tu alla fine sei l'utilizzatore finale di un sistema politico che tramite te demonizza l'avversario, perché io alla Procura della Repubblica, quelle procure della Repubblica che lei sostiene oggi essere cambiate, per me sono sempre le stesse, perché io credo che sopra le procure vi è la legge e quindi non ci possono essere procure che stanno al di sotto della legge. La Procura della Repubblica dovrebbe aprire un'inchiesta e chiedere e verificare come mai Arnone o da chi ha avuto Arnone i verbali coperti da omissis, perché ove si scoprisse, ed è lì il nervo, secondo me, della democrazia, che a darglieli è stata una determinata parte politica, avversa a quei nomi citati, anche di soggetti che appartengono alla sinistra, lì si aprirebbe un problema di democrazia e di informazione in questo Paese che dovrebbe essere oggetto di accertamento della Procura. Ciò che inquieta non è che Arnone pubblichi, perché Arnone ha sempre pubblicato, ma qual è la differenza tra la pubblicazione di Arnone dell'84 su quel libro che conteneva gli atti processuali del famoso processo Santa Barbara, che Arnone li pubblica dopo il dibattimento quando sono ostensibili e sono pubblici? Come fa ad Arnone, ergo il campionario di illegalità, ad avere i verbali coperti da segreto istruttorio? Egli si rende protagonista in astratto di un reato, tant'è vero che oggi da abile avvocato si trincera dietro la riservatezza della fonte, ed è legale questo
pubblicare atti che sono coperti da segreto istruttorio o è legale secondo il metodo Arnone? La distinzione, la distanza rimane. Io credo che oggi questo libro sia frutto di una legalità ad uso e consumo di una determinata parte che, vedi caso, è sempre perdente negli appuntamenti elettorali. Allora, Una cosa volevo dire, Arnone, che mi può rispondere. La parte che riguarda l'avvocato Pennica in questo libro, per la quale c'è un contenzioso, Pennica ha querelato Giuseppe Arnone, era ricoperta dagli omissis oppure no? Scusa un attimo, solo sulla querela e poi lascia tutto lo spazio così. Sì, Solo sulla querela. Io devo dare a me stesso un riconoscimento. Io credo che un uomo intelligente non debba querelare nessuno. E uno che vuole stare in società con prudenza e passo felpato non deve querelare. Poi le dico anche istintivamente che io sono uno di quelli che più che querelare aspetterei il soggetto sotto casa per chiarire. Io ho querelato Di Gatti e non sono disposto a ritirare la querela nei confronti di Di Gatti. Anche se questa querela dovesse essere archiviata, io lo citerò per danni civili. Poi querelo Arnone perché Arnone è stato lo strumento della pubblicazione. Non posso querelare l'editore perché non c'è un editore. Ecco perché dico che è un campionario di illegalità. Quindi la querela nei confronti di Arnone, nel momento in cui ci confrontiamo, io posso anche rivederla perché un uomo intelligente posso anche mantenerla perché un uomo intelligente non querela, ma certamente non è che qui bisogna far passare in sordina ciò che un criminale dice indiscriminatamente e che non è ostensibile, sa perché? Mi posso permettere tecnicamente? Non è ostensibile perché non raggiunge quel livello di punibilità tale da poter essere esteso. Così come quando parla di Angelino Alfano, fa un torto all'impegno di Angelino Alfano nel dire quelle cose e non è stato mai depositato nei verbali, eppure Arnone li pubblica. Allora io dico, questo metodo di Arnone è un metodo che oggettivamente deve essere censurato e deve essere censurato anche attraverso la domanda: chi ti ha dato i verbali? Alla quale lui non risponde. Ha risposto, segreto professionale. Ma guarda, è troppo facile dire segreto. Lei lo sa che se li avessi pubblicati io avrei commesso il reato? Lei lo sa che se li avesse pubblicati lei sarebbe andato e non è possibile. Non è possibile. Il giornale Grandangolo ampiamente pubblicato. Il giornale Grandangolo a differenza sua, a differenza tua, ampiamente pubblicati, scremando gli amici dei nemici. A differenza tua è sotto la lente di ingrandimento di quelle procure. Sì. Ecco perché dico, sono cambiate le procure perché prima erano più amiche di Arnone, ora meno, mi scusi la provocazione. Allora, Lelio Castaldo. Sarebbe meglio se lo dicesse io dico mi assumo la c'è responsabilità. una sostanziale differenza. Perché prima era più ascoltato dalle procure, oggi fortunatamente le procure lo rinviano a giudizio. Prestavano maggiore attenzione magari rispetto a un'indagine, tutto qui. Ma i quei tempi sono cambiati anche in questo senso. Voglio dire. Nel senso che oggi lui è condannato per qualche reato, prima no. Perfetto. Questa è una grande novità, Arnone, no? Sono cambiate le procure allora. Allora, io devo chiarire innanzitutto ai cittadini che Lelio Castaldo purtroppo non sta garantendo. Io l'ho detto poco fa, perché oggettivamente capisco che è lo stesso Pennica. Però vi dico sin d'ora che dobbiamo necessariamente fare almeno un'altra puntata. Vediamo se riusciamo. Sì, perché va bene, mi avvalgo della facoltà di non rispondere come Arnone. 3 minuti, perché sennò vedi poi mi accusa. No, ma il punto è essenziale. Io adesso non sono in grado, per ragioni di tempo, di rispondere a tutte le sollecitazioni che mi vengono lanciate da Totò Pennica. Vi è un gioco democratico. Io oggi rappresento, lo dico pubblicamente da tempo, una delle opzioni per le elezioni a sindaco di questa città e Totò Pennica ne rappresenta con un ruolo di punta un'altra. Consentimi di smentirti. È tutto molto chiaro da chi ha seguito il dibattito. Ma non è in così. Questo gioco democratico Totò Pennica usa le armi dialettiche
che gli sono messe a disposizione, cioè lanciare tante provocazioni ed impedirmi di rispondere, perché ogni argomento che lui ha toccato meritava una risposta Sì, puntuale. ma non parliamo ancora di Capizzi, perché sennò davvero ci perdiamo. Parliamo sulle altre provocazioni, perché ne ha sono dette tante tante. che ne tocca a Ne ha lui. dette Allora, tante. sì, Capizzi, vabbè. Io mi sono mosso. Io l'avevo fatto una domanda. avvocato. Procure. Tocchiamo innanzitutto le procure, così la gente si fa un'idea di come sia lontano Pennica, diciamo, dal vero. Dal tuo vero, non dal vero Totò, oggettivo. Dal vero oggettivo. Alla metà degli anni 90 la procura di Agrigento lavorò per arrestarmi. Alla metà degli anni 90 la procura di Miccichè e di Miceli arrestò la Fiorentini sulla base di una serie di testimonianze mendaci, riconosciute tali poi dalla Corte d'Appello che ha condannato i testi bugiardi, e ha ritenuto poi l'ordinamento giuridico di provocare l'allontanamento del dottor Miceli, che era quello che mi voleva arrestare, dalla procura di Agrigento, tanto era male orientata. Il dottor D'Ambroso mi ha fatto fior di cause, era un altro PM, le ha perse tutte, dalla prima all'ultima. Stiamo parlando della procura degli anni 90. Il procuratore De Frangisci, per quello che mi costa, fermati, il procuratore... Era la procura dove c'era Emiliano, quella degli anni 90, no? Emiliano andò via da Agrigento prima dell'omicidio Livatino. Ecco, sì, scusa. Cioè nel 1991. L'attuale sindaco di Bari. Per conto di quale partito? Di quell'area politica nella quale Arnone si iscrive. Certo. Quell'area politica che fortunatamente col governo Monti è stata anche superata. Totò, Emiliano va via da Agrigento esattamente 20 anni addietro. Arnone inizia la sua carriera politica 21 anni addietro. Ah, da 21 anni che fai politica. Sono consigliere comunale da 21 anni. Come passa? Ma l'avevo già detto poc'anzi. No, era perfetto. il tempo che è passato. Tu eri in politica ancora prima di me, come segretario particolare di Mannino, a Roma, eccetera, eccetera. Ma andiamo sempre alla procura. Per quella che è la storia giudiziaria di questa terra, il procuratore De Frangisci ha indossato la toga in udienza per chiedere la condanna di un imputato una sola volta. L'imputato si chiamava Arnone, il querelante si chiamava Sodano. Il giudice in quel caso ha rigettato la richiesta di condanna avanzata formalmente dal procuratore De Frangisci in udienza. Questo per capire in che misura le procure erano favorevoli a De Frangisci Giuseppe è Arnone. roba nuova. Come? De Frangisci. Ma lui omette, risale a 20 anni fa. omette di dire ai telespettatori: io non sono il difensore di De Frangisci e soprattutto non sono uno che fa sconti ai PM nell'esplicazione della mia attività, quindi lontano dal sentimento di piaggeria, che lui è, credo a Caltanissetta, imputato in cui credo è persona offesa a De Frangisci. Certo. Cioè lui è imputato Rideremo. di calunnia nei confronti di De Frangisci. Totò, tu metti un altro argomento. E allora è cambiato Totò, nel senso che c'è anche il promovimento dell'azione ma sono penale. stato imputato pure per calunnia nei confronti di D'Ambroso e nei confronti di Miceli, salvo che quei processi di diffamazione e calunnia nei confronti di D'Ambroso e di Miceli si sono conclusi, anche di Cirami, quello della legge Cirami. Posso farti una domanda? Si sono tutti conclusi con Arnone. Tu sei che veniva assolto, favorevole, punto. tu sei favorevole. Però Totò, non puoi Prego. immettere in continuazione argomenti nuovi. Vabbè, ma dillo Io che sono però orgoglioso. sei Totò, imputato certo, di calunnia certo, e persona sono offesa e De Frangisci. orgoglioso di essere imputato di calunnia nei confronti del procuratore De Frangisci e dell'aggiunto Corselli. Sono orgoglioso perché sono imputato per avere difeso i diritti degli agrigentini ad avere una giustizia giusta, una giustizia nella quale, tra la denunzia dell'appalto truccato della nettezza urbana, da me operata nel 97, alla richiesta di rinvio a giudizio di Sodano, passarono 11 anni, nel 2008. Questa non è giustizia, la gente è stata presa per il collo per le tasse della nettezza urbana, grazie agli sperperi e alle truffe di quell'appalto truccato. E se dovessi essere condannato accetteresti la sentenza? Totò, o diresti che quella sentenza è una sentenza sbagliata? Tra me è e il metodo. Totò, consentimi, tra me e De Frangisci non c'è una questione di donne. Avete litigato per donne o per fatti abietti. Io ho una querela di De Frangisci e di Corselli per avere detto che non era possibile
che in una procura come quella di Agrigento l'aggiunto, cioè il numero 2, se ne andava nelle udienze dove si discuteva di correggere la data di nascita sbagliata nella sentenza di divorzio della mia Ma cliente. sei imputato, scusa, per Chiaro? diffamazione o per calunnia? Siccome ho messo in evidenza questi fatti, mi hanno contestato la diffamazione e la calunnia. Non è la prima volta, Totò, che per avere difeso gli agrigentini mi viene imputata la diffamazione e la calunnia. E quando in danno arriverà della a magistrata. sentenza questo processo? Guarda, vedo da parte dei giudici di Caltanissetta un orientamento molto particolare. Io voglio farlo subito il processo, mi voglio Ma se divertire. dovessi essere condannato Totò, per se una dovessi- condanna ti candidi a sindaco? Totò, l'udienza è fissata. No, scusami, ti candidi a sindaco? Totò, non si pone il problema, hanno fissato la prima udienza dopo le elezioni. molto dopo le elezioni. Ho capito. Quindi, No, era per il metodo, Totò, perché lui, però gli come agrigentini concetto di devono legalità, sapere. dice i Totò, pregiudicati non si possono Totò, condannare, non si possono Totò, candidare in politica. Totò, Vabbè, quello... questo non c'entra perché non ha qualche condanna ce l'ha. Allora, No, più di una. non dovrebbe candidarsi. Più di una. Ma No, ma vogliamo questo parlare appartiene al suo delle mie metodo. condanne? No, questo appartiene al suo Vogliamo metodo. parlare delle Io mie sono con- dell'opinione che alcuni condannati, a secondo della Totò, distinzione dei reati da uomo di legge, Totò, bisogna continui a filtrare. non farmi parlare. Lui dice no, chi è Totò. condannato non può andare in politica, allora lui Ma non che ha dovrebbe andare in detto? politica. Totò, si va nel merito delle Ah, questioni. Crisafulli non è stato condannato, ma dalle sue labbra è uscito, mentre parlava col mafioso, che quell'impresa deve battere un colpo e deve batterlo forte se vuole avere un lavoro. Non l'hanno condannato, ma Pio La Torre mi ha insegnato che la questione della responsabilità politica è cosa diversa dalla questione della responsabilità penale. Crisafulli va mandato a casa perché è un politico, non può dire ad un mafioso. E perché non lo mandi Aspetta. a casa Mi sto battendo per attraverso mandarlo a casa. l'impegno E democratico qual è? nel partito? I libri non posso sono chiederti, l'impegno posso democratico? chiederti una cosa, io non ho ancora capito, perché ti seguo come seguo tutti coloro i quali si impegnano. Tu sei iscritto o non sei iscritto al Partito Democratico? Allora, Totò. Se sei iscritto in un partito, soprattutto quello democratico, è lo Non è stesso- democratico ad lo- Agrigento. Ah, democratico ad Agrigento non lo è, lo dici tu, io non E sono te lo- iscritto. mi stai Ma in chiedendo- un partito che si ispira ai concetti di democrazia interna, tu hai gli strumenti per vincere Totò, la tua battaglia. Gli strumenti sono i volantoni, Quanta gente- i posterbus, i libri. Totò, ti spiego. Ma i posterbus hanno mi sempre fai parlare? contenuto accuse che hanno trovato poi Totò, fondamento. il fatto di Crisafulli è estremamente semplice. Io posi... Ma chi è a- Crisafulli? È uno condannato? È quel deputato di Enna, ma è condannato, è sotto Totò, processo. i tuoi maestri ti hanno detto qualsiasi cosa fa uno, se non c'è sentenza di condanna che lo butta fuori, può continuare a stare in politica. I miei maestri mi hanno detto, si entra nel merito. In effetti siamo andati a scuole diverse. Siamo andati a scuole diverse. Tu stavi con Lima e io stavo con Pio La Torre e i discepoli di Pio La Torre. Senti, Chiaro? che tu voglia a me- dirmi, no, solo per Totò, amore della verità, che tu voglia dirmi che io stavo con Lima. nel partito di Lima. Io devo dire. ti posso dire vabbè, non che c'è- la mia è lei nel partito di scusi, Crisafulli, che ma, significa? Infatti lo voglio no, ma buttare scusami, fuori. no, ma scusami un attimo e chiudo e poi ti lascio veramente tutto lo spazio che meriti, ma che la mia formazione cristiana oggi mi fa rimpiangere un luogo di diciamo deputato a poter professare come cattolico il proprio impegno in politica, allora io ti dico che rimpiango la democrazia cristiana e io non sono andato dopo diciamo, Totò, io la democrazia cristiana e nessun altro partito, ma se io fossi rimasto dentro la democrazia cristiana, ma io non avrei utilizzato il metodo della demonizzazione dell'avversario che non condividevo demonizzando, Totò? in ipotesi Lima attraverso la denuncia, ma attraverso la politica. Io ti vorrei richiamare Totò, la politica è all'impegno comunicazione, ma Totò. non può essere Libri. invettiva. Ma e qual è perché- l'invettiva? E l'invettiva te la dico subito qual è, perdonami. Tu per esempio, quando parli di politica in questo libro, citi degli episodi che non hanno spessore dal punto di vista penale o di censura morale. Tu da quegli episodi, che sono le dichiarazioni di indagati, arrivi alle conseguenze e dici: io non sono stato eletto quando ero candidato a sindaco nei confronti di Sodano che mi ha battuto, non perché il cittadino medio ha scelto Sodano, non perché la massaia ha scelto Sodano, quanto perché la mafia ha votato Sodano, ma è un'affermazione oggettivamente infondata, perché tu non puoi in quei 200 voti che ti sono mancati
individualizzarli ora nella mafia, prima ancora nell'altro uomo politico che non ti ha appoggiato. Tu devi prendere il risultato. Ci può essere il quisque de populo che non ti vota anche per un fatto emotivo e vince Sodano. Ecco perché ti dico che secondo me tu usi un metodo paleolitico. Totò, tu continui in questo giochetto nel tirare in continuazione nuovi argomenti. Ma non lo tiri fuori? No, Totò, noi dobbiamo parlare di una cosa per volta. Io mi limito a dire al cittadino, scusandomi, non posso rispondere a tutte le sollecitazioni che ha tirato fuori Pennica ed alcune cadranno, diciamo, senza risposta, anche se si tratta di cose assolutamente prive. No, ci sarà risposta perché faremo sicuramente un'altra puntata, perfetto. Già siete invitati sin da ora. Allora, immediatamente vado su Sodano e sul libro, perché Pennica ha calpestato, diciamo, molto il palmento del libro. Allora, il libro è un'operazione assolutamente corretta di informazione. L'esigenza di fornire al lettore uno strumento organico sulla storia della mafia agrigentina. A me è venuto questo tipo di impulso, a me è venuta questa esigenza quando ho visto la strumentalizzazione che veniva fatta dal giornale Grandangolo, che gendellinava. Lo leggi. Certo che è una fonte di finanziamento della mia battaglia politica, è una fonte di finanziamento importantissima della mia battaglia politica, il giornale Grandangolo. Allora, dicevo, Grandangolo pubblicava quello che diceva lui. Io ho preso tutti i verbali che avevo. E chi te li ha dati? Totò, chi me li ha dati sono affari miei, non interessano Mi auguro che le procure cambino anche in questo. Che il procuratore ti chiami e ti dica, scusi, ma lei come ha fatto ad avere questi verbali? Quando riterrà il mi procuratore... preoccuperebbe se te li avessi dati quella parte politica. Totò, io non ho fatto nessuna, come dire, attività di selezione. Ho pubblicato verbali che riguardano amici miei, salvo a scrivere in premessa quello che dice Di Gati quando riferisce. Verbali coperti Totò, mi fai parlare, cioè, se no la gente lo dice, lo pensa, cioè, questo Pennica è un provocatore pauroso, provoca e poi si tira indietro, e per provocare Arnone, e poi si tira indietro. Allora, io ho pubblicato integralmente tutti i verbali di cui disponevo. Quelli che parlano del centrodestra, quelli che parlano di uomini del centrosinistra. Poi non è certamente una colpa di Lumia se Di Gati dice ho trasportato le armi per uccidere Lumia perché Provenzano voleva la morte di Lumia e Di Capodicasa invece dice dentro Cosa Nostra l'idea che si aveva di Capodicasa era che era un politico non hai pubblicato quell'intercettazione per il metodo, soltanto per quella intercettazione tra un soggetto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenza passata in autorità di cosa giudicata ed un altro sodale che, ripeto, per me lascia il tempo che trova... Stai parlando di una intercettazione? Sì, per me lascia il tempo che trova, scusa, il cui contenuto è l'avvocato Arnone e il cui dire del mafioso è eventualmente lo possiamo avvicinare. Io quell'intercettazione per me non ha nessun valore. No, per me lo ha. Io credo che sia assolutamente fuori dal contesto, però ti chiedo perché parimenti quando parli di Sodano non pubblichi, visto che sei stato avversario di Sodano dentro e fuori le aule giudiziarie, quell'intercettazione che ha il medesimo contenuto indiziante per te delle affermazioni di Di Gati su Sodano. Allora, Totò, cioè tutti e due sono tam quando non esse. No, assolutamente. Ecco il metodo Totò, Arnone da criticare. Totò, la risposta che ti darò ti lascerà senza parole. Il mio libro pubblicava, come c'è scritto in copertina, parla Maurizio Di Gati. Non era criminale. Un attimo, non era parla Sardino, che era quello che riferisce queste cose. Ma ti dirò di più, se io avessi avuto l'intercettazione di Sardino, l'avrei nella mia premessa, non come dichiarazione di Di Gati, pubblicata senza dubbio. Te la posso di dare corsa. che ce li ho negli atti processuali. Appena io farò un altro libro, la metti come prefazione. Appena farò un altro libro, l'appendice. Totò, se farò la terza edizione come penso che la farò e me la dai, io la pubblicherò. Perfetto. Perché le dichiarazioni dei mafiosi vanno valutate, vanno riscontrate. La dichiarazione di
Sardino. E allora perché non dici fermati, che la Totò, però me la dichiarazione fai di dire. Sodano Totò, non è riscontrata? Totò, ferma. Perché non dici che la Totò, dichiarazione di Gatti sono nei confronti di Capo di Casa Totò, non è riscontrata? sono perfettamente riscontrate. Se tu mi fai parlare ti dimostro che sono riscontrate, mentre voglio parlare innanzitutto non è un'intercettazione, della dichiarazione di Sardino che mi riguarda, perché è bellissima. Raccontiamola ai telespettatori, perché vale proprio la pena di sentirla la vicenda di Sardino, che è stata ampiamente presentata. Sardino è un mafioso di quarta categoria, è un mafioso che ignora le regole più elementari che vincono dentro Cosa Nostra. Cosa fa questo signor Sardino? Per fortuna si è pentito, perché credo che non avrebbe avuto, diciamo, un grande futuro dentro Cosa Nostra. Ma questo come? Fermati. Conosci gli interna corporis Certamente di Cosa che Nostra? conosco gli interna corporis. Mi hai detto che il primo libro sulla mafia io l'ho fatto negli anni '80, le regole di mafia le conosco. Come dire, non mi sento uno scienziato, però come funziona Cosa Nostra, un'idea abbastanza... E quindi Sardino è un mafioso di quarto grado e che ti spiego il perché. Sardino racconta, mi trovavo io, Giuseppe Sardino, con Lillo Lombardozzi. E chi è Lillo Lombardozzi? Lillo Lombardozzi è un personaggio di primo piano della mafia agrigentina di cui io mi sono occupato nel primo libro, quello da me pubblicato negli anni '80, e con cui mi sono ampiamente scontrato, in particolare negli anni '90 e negli anni 2000, ora lo diremo. Quindi due mafiosi si incontrano No, e tre mafiosi. parlano di te. Tre mafiosi. Il terzo mafioso è il boss, in quel momento dei boss, Giuseppe Falsone. Quindi ci sono due mafiosi, che è stato arrestato sì, due mafiosi di primissimo livello, importantissimi nella geografia o gerarchia di Cosa Nostra. Falsone, che è il capo cosca provinciale, e Lombardozzi, che è il suo consigliori, e questo, diciamo, ingenuotto che è Sardino. A un certo punto dello stare assieme, Sardino se ne esce con questa battuta: ma a questo Arnone un giaputemo più iravucca e uno che parla sa, non ne l'abbiamo potuto fare zittiri. Secondo le regole di Cosa Nostra, avere questo tipo di interlocuzione, cioè in modo del tutto gratuito, un sottoposto. E la risposta qual è? Fermati, ora ci andiamo, Totò, è che vuoi non farmi dire il ragionamento. Un sottoposto che del tutto gratuitamente ed impropriamente chiede al boss se è il caso di uccidere una persona, corre seriamente il rischio che venga ucciso lui per violazioni di regole elementari di Cosa Nostra. In quel momento Falsone e Lombardozzi sono, come si suol dire, confessati. E Lombardozzi, che deve essere una persona dotata di un umorismo, diciamo, abbastanza sofisticato, a quel punto ritiene di prendere... Lo conosci no, lo desumi? Totò, una persona di... Totò, una persona di... In vita mia non l'ho mai visto. Una persona di buona intelligenza, leggendo quella conversazione, non ha dubbi. Lombardozzi gli comincia a dire: Arnone, no, chi tu sapi come parlare? Parla giusto, non parla con Rudinandi, sapi contro di cui va a parlare. Ah, ma tu fermati, contro di lui, di Falsone. Quindi parla contro altri mafiosi, non contro di lui Lombardozzi. E gli dice a Sardino: se tu hai problemi con Arnone, non ti preoccupare, io ci posso parlare. Ha problemi, c'hai a parlare? È una palese ed evidente presa in giro. Fermi tu un minuto. Scusami un attimo, è una evidente presa in giro, concordo. Va bene, ha ragione. No, Totò, non perché mi questa Totò, valutazione non vale per i suoi avversari politici? Spiego, Totò. Perché non vale per Lillo Sodano, che ciò che dice qui Totò, di Gatti non è una presa in giro, è una cosa che non ha un aggancio alle realtà effettuate. Chiarisco un punto a vantaggio di una collega. Lillo Sodano non è difeso da me, ma è difeso da una collega bravissima che è Daniela Posante, che farà valere questo. Però questo metodo di Arnone... Tu non puoi farmi finire il discorso. Scusami. Allora, questo colloquio avviene realmente. Cioè Lombardozzi, a mio modo di vedere, veramente dice a Sardino queste cose. Il punto è se Lombardozzi nel 2005
aveva minimamente titolo per poter vantare un buon rapporto con me o al contrario aveva assolutamente ragioni di inimicizia e di ostilità per le cose che io in quell'anno 2005... E tu non puoi Fermati, sapere, Totò, non puoi sapere Totò, se il mafioso che Totò, tu indichi nel libro Totò, per Lillo mi Sodano, vuoi fare parlare? Lillo Sodano poteva, Totò, il mi vuoi fare mafioso poteva parlare? avere nei confronti Totò, di mi vuoi Sodano lo fare stesso parlare? sentimento di Astio. Totò, stiamo parlando... Perché ciò che vale per te non vale per gli altri tuoi quando avversari? tu mi fai parlare, io te lo spiego. Il problema che È un il quarto d'ora cittadino che fa. comprende, Totò, è che tu non vuoi fare parlare. Allora, quando finisci e mi concedi di replicare... Perfetto, ora replicherai, Grazie. però fammi finire. Va bene. Poi faremo altri 12 dibattiti, però mi No, devi fare quali finire. 12? Devo Allora, lavorare. nell'anno del Signore 2005, io avevo denunziato e fatto per un momento chiudere il supermercato di Grigoli che faceva riferimento a Matteo Messina Denaro, quello di Cannatello, ove lavoravano i congiunti E di come lo Lombardozzi. avevi fatto Fermo, come lo avevi fatto perché tu? era stato Nella qualità aperto di consigliere comunale? nella qualità di consigliere comunale, E con, cioè? con fior di esposti e denunzie, Ok. con esposti all'interno del comune. Quindi non per provvedimento dell'autorità giudiziaria. In quel caso fu chiuso dopo mie diffide al dirigente e al sindaco perché era stato aperto illegalmente. È la famosa storia della decadenza superata perché in Italia e in Europa vi era stato caldo e le imprese non avevano fornito in tempo i refrigeratori. E che c'entra al questo supermercato. con la conversazione? Fermati, io in quell'anno, sapendo che faceva capo a Grigoli e che lì vi lavoravano i parenti di Lombardozzi, dentro quel supermercato, feci la battaglia per farlo chiudere. Punto primo. Punto secondo, pur essendo perfettamente a conoscenza nel 2005 e nel 2004 del legame che vi era tra Russello Calogero, Lombardozzi Lillo, il nipote di Russello, avvocato Falzone, fece una battaglia per fare chiudere e fare revocare le licenze. In una parola Fermati. tu dici, scusami, però dobbiamo Totò, sintetizzare. In una parola tu dici, parlano così di me perché hanno astio per la Totò, mia io attività. ho detto che Lombardozzi scherzava, quale astio? Vabbè, ma che questo Io ho Lombardozzi detto scherzava, che ma poteva Lombardozzi- scherzare anche altri Totò, quando parlano di altri. Totò, ti puoi fermare? Perché Ma le sono cose fermo, sono chiare. immobile. Sardino racconta che Lombardozzi gli ha detto: se vuoi con Arnone ci parlo io, che ha problemi. Ora il punto è: aveva ricevuto favori o lo stava prendendo in giro? Fermati. Aspetta, fermati E il tu. punto è, La quando questione- Di Gati parla degli Totò, uomini tu ora- politici che tu citi, sai che andiamo- posso farti una domanda? Ti sei mai chiesto se il loquens, cioè il soggetto che dichiara oggettivamente anche per i medesimi sentimenti di astio, di Ma non livore? c'era astio, Totò, Ma quale non puoi autoassolverti Totò, e condannare Totò, gli altri. Totò. Prendi atto che Totò. queste dichiarazioni lasciano il tempo No, che Totò, trovano, non lasciano il tempo e che che la trovano. linea di demarcazione Sono riscontrate, Scusami, Totò. non è, se fossero riscontrate questi uomini sarebbero già sotto processo. Totò, Il ti fatto che non rispondo. siano sotto processo Totò. è prova che non sono riscontrate. No, Totò, ti E sbagli consentimi e ti di sbagli dirti- d'avvocato. No, Sono scusami. costretto a ripetere, ti sbagli d'avvocato. Tu come politico mi puoi fare le lezioni Qualche magistrali. lezione te la do come avvocato adesso. Mi puoi fare le Ora dirai lezioni che ho magis- ragione, Posso, Totò. come politico mi puoi fare le lezioni magistralis. Come avvocato calpesto Nel la caso di polvere, Sodano, sì, calpesto Totò. la polvere dei Totò, nel tribunali. caso di Sodano Fammi stai parlare un sbagliando. attimo. Calpesto la polvere dei tribunali un po' più di te. E allora ti dico Non ne che sono nel convinto, momento Totò. in cui la dichiarazione non raggiunge la soglia del penalmente rilevante e quindi nel caso di Sodano non c'è, tu fai un utilizzo di quella dichiarazione utile ai tuoi fini politici. Apprezza che altri tuoi avversari, a questo Totò. riconosci, non prendono la dichiarazione dei mafiosi testé da te citati. Apprezza che non la utilizzano contro No, di te. Totò, Allora ti stai io ti dico, abbandonalo gravemente questo sbagliando, metodo Totò. ed occupati dei problemi Totò, degli agrigentini, allora, tu hai la che è necessità- quello che noi vorremmo. Totò, io mi occupo ampiamente dei problemi degli agrigentini, dai più minuti ai più grandi. Tu hai un enorme problema. Quale? Quello di non farmi parlare. No, come? Totò, una cosa è il fatto politico, accertato anche nelle aule di giustizia ed ampiamente riscontrato, che Calogero Sodano è andato a chiedere l'appoggio a Cosa Nostra,
che era lietissima di darglielo. Perché Cosa Nostra? No. Totò, però devi farmi parlare. Senti, tu hai un problema. Se Calogero non Sodano, che io non conosco, fosse andato, di cui conosco il figlio che è un raffinatissimo Totò, tu hai avvocato, solo un problema, scusami, non farmi parlare. fosse andato a chiedere i voti a Cosa Nostra, nella Repubblica Italiana sarebbe stato Totò, già sei un ignorante, iscritto consentimi, è nel stato registro iscritto. degli indagati È e stato processato. Prendi Totò, atto che non è stato iscritto. processo e Totò, quindi prendi stai atto che facendo- quella dichiarazione è Totò, infondata. stai andando a fare una figuraccia. Grazie. Sodano Non ho è esigenze stato iscritto nel registro degli indagati. Sì, ed è stata archiviata La sua posizione. posizione, dobbiamo dire perché è stata archiviata. Ma è stata archiviata, il dato è Totò, questo. io ho fatto un'analisi politica, ho detto è stato accertato per lo Stato italiano, è un fatto consolidato, accertato, certo che Sodano è andato a chiedere Ma non il puoi voto. dire questo. Totò, mi fai parlare? Ma non puoi dire questo con un Totò, decreto di archiviazione. Totò, dobbiamo il leggere- decreto di archiviazione Totò, è cogente. quello che non c'è puoi dire scritto nel questo. decreto di archiviazione dobbiamo leggere. Vabbè, ma secondo la tua ottica. No, Totò, nel decreto di archiviazione che io ho, c'è scritto: Sodano è andato a chiedere i voti a Messina. Digati, quando riferisce questo, è assolutamente attendibile. E questo viene dato per certo e provato per parole dei giudici. Poi si dice: per aversi il concorso esterno e processare Sodano, dobbiamo avere prova dei favori che successivamente Sodano, eletto sindaco, ha rilasciato, erogato, fornito a Messina e agli altri esponenti di Cosa E Nostra. siccome Sodano Fermati. non ha fornito favori, ergo Sodano non ha un rapporto con la mafia. Prendine atto. Totò, continua il decreto di archiviazione. Digati è a conoscenza del rapporto iniziale, perché la riunione per sostenere Sodano si è svolta innanzi ai suoi occhi. Quando Cosa Nostra decide Arnone deve essere battuto perché è il nostro nemico e Sodano deve essere favorito perché si è venuto a mettere a disposizione. Questo avviene sotto gli occhi di Digati e Digati viene creduto. Digati viene creduto quando racconta: 2 volte ho visto. Fermati, Totò. Ma che significa? Totò, fermati. Hai un decreto di archiviazione, Totò, prendine atto. Totò, il decreto Sodano di ti ha archiviazione si battuto alle legge. elezioni politiche. Totò, Dagli l'onore delle Totò, armi. io non do a te l'onore, perché no, tu tendi prego, cioè, di io non, non e non sono te lo dà candidato, il quindi cittadino, Totò, perché tu tendi di non farmi parlare e tendi di non fare sentire a tua sorella, a mia madre, che vogliono sentire le cose che io sto dicendo per la gente di Agrigento. Questo modo tuo di interrompermi e di non farmi parlare è intollerabile. Il metodo Pennica. Perfetto. No, ma quale metodo Il decreto di archiviazione dice: Digati poi racconta che Sodano e il capomafia Messina si sono incontrati 2 volte davanti ai suoi occhi, ma si sono allontanati per parlare e Messina non è in grado di fornire elementi per dire quali erano i favori. Finiamolo tutto. No, non c'è più tempo. Una battuta sola. Non ci fanno andare in onda. Una battuta sola e ho finito. L'altro pentito, Putrone, conferma dal suo punto di vista, fornendo circostanze storiche, l'appoggio di Cosa Nostra a Sodano. Dice: io, Putrone, fui contattato da Messina che mi disse: t'addare una mossa a cercare i voti a Sodano. E io, Putrone, contattato da meno male Messina, che non ti faccio parlare. gliele andai a No, silenzio un minuto. no, ma meno male i che voti glieli andai a cercare Perfetto. nell'albergo dove lavoravo. In quell'albergo già però tutti votavano per Sodano. Era l'albergo dove Sodano aveva il comitato elettorale, fortemente sponsorizzato dall'albergatore. Chiusa la storia di Sodano. Pronto qui, e qui chiudiamo anche questa trasmissione con la speranza di poterla mandare in onda, perché i tempi sono stati quelli che sono stati. Sin da ora vi dico che la prossima settimana registreremo con i soggetti in questione, perché ci sono molti passaggi che vanno approfonditi in questo. Io accetto ad una condizione. No, perché prima no, la io condizione, accetto, no, se scusami, mi permettete la voglio fare io. La prima. condizione Essendo è che il padrone di casa, la condizione voglio dire è che possiamo parlare di argomenti senza personalizzare. Io Sì, sono grato, anche perché- scusi, io ve lo dico, sono grato dell'invito. Però questo dibattito mi diciamo dà 2 conferme. La prima, che il confronto io lo accetto nei confronti di tutti, sia chiaro, perché secondo me un uomo deve aprirsi e confrontarsi. La seconda,
che gli argomenti oggettivamente trattati dall'avvocato Arnone hanno le sue radici nel 90, nel 91. Parliamo di questioni del 2000... Scusami, perdonami perché sai qual è. Parliamo di questioni del 2011. Ma le toccate tu queste Io non l'ho questioni? mai sentito su Arnone qual è il progetto di città, qual è il progetto di città che lui ha. Siccome io non sono candidato a sindaco e te lo confermo, Totò, io e tu sarò lo sei, ben lieto, se io tu mi hai sarò toccato gli felice, argomenti io del sarò 90. felice quando tu mi dirai il concetto di città che hai, da uomo libero quale sono, e di questa libertà me ne vanto. Se tu mi convinci e se tu mi convincerai solo se abbandonerai questo metodo criminale, scusami, dal romanzo criminale, poi ti rispondo. e allora ci saremo una serie di cittadini liberi che possibilmente potremo anche prendere in considerazione l'idea di votarti. Ma parlaci di questioni concrete. Inizieremo la nuova registrazione dal metodo criminale. Va bene. Dal metodo criminale citato però se mi Sì, scusami. permettermi, io devo mettere un veto. In questa trasmissione, nella prossima che registreremo, non voglio assolutamente che si parli di Sodano, nel bene e nel male. Qui di Sodano non si deve parlare. E allora non parliamo del metodo Arnone? No, possiamo parlare del metodo Arnone 100.000 volte, perché non si parla perché. Per quanto mi riguarda non lo voglio, nemmeno per compagno di banco e non voglio. Questa è una tua opinione dalla quale io garbatamente dissento. Io non lo conosco, Se dobbiamo tagliare, ma tagliamo. ho un sentimento di stima No, tagliare, chiudere la nei trasmissione. confronti di tutti. Lei abbia stima per chi che sia. Io Nei confronti di tutti. voglio gentilmente ricordare che siamo per la mia trasmissione. Ho questa volontà, speriamo Ah, per carità, è casa sua, ci mancherebbe altro. vediamo la prossima settimana registreremo. Oltre che di Arnone. E parleremo sicuramente di cose più serie, di cose del 2011, di cose. Ed è sto fatto che Arnone continua a dire avversario alle prossime elezioni. No, guardi, io premesso, lo posso smentire. Io da domani mattina, intanto vi ringrazio veramente del fatto di avermi invitato, è stato piacevole, quantomeno, poi da domani mattina, nonostante è domenica, sono sulle carte processuali perché lunedì ho un alto contraddicere, non con un avversario come Arnone, ma con avversari, diciamo, ben più titolati poi sul piano delle conseguenze. Grazie, avete visto tutti come fanno, grazie ad Arnone, grazie a Pennicchia. Grazie a voi, grazie ad Arnone e grazie a Castaldo e grazie a Ci Teleacras. saranno nuovamente loro per la continuazione, per parlare di cose più moderne, per parlare di cose più recenti, per parlare di tutto ciò che interessa, ecco le parole. E che non abbiamo toccato da parte mia, pur avendo Pendica ampiamente lanciato le provocazioni. Ma non temere che non sono candidato, dai! Ma non è questo. Tagliamo, grazie a tutti per aver seguito, buonasera alla replica domani.